Io, reverendo Don Marco Cazzaniga, cancelliere arcivescovile, ho dato lettura del supplice libello del postulatore della causa, reverendissimo padre Andrea Mandonico, con il quale ha chiesto che fosse iniziato il processo sopra la vita, le virtù, la fama di santità in specie e sopra i miracoli e fatti straordinari in genere del servo di Dio Marco Gallo, laico adolescente. Avrebbe compiuto 32 anni oggi Marco Gallo e questa mattina nella Cappella Arcivescovile della Curia milanese, con la costituzione e l'insediamento della commissione d'inchiesta, è iniziata la fase diocesana del suo processo di beatificazione. Al rito, presieduto dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini, ha partecipato il vescovo di Chiavari Giampio De Vasini, la diocesi in cui Marco è nato. C'erano il vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti, e il vescovo Massimo Camisasca. Aprendo il rito, l'arcivescovo di Milano ha usato la parola gratitudine. Apriamo un percorso che è una proposta più che una memoria. Nella tragedia, ha aggiunto, il Signore trae vita anche dalla morte. La morte di un giovane, ha concluso Monsignor Delpini, è un momento in cui il Signore lo mette in evidenza davanti a tutti e genera quel processo di identificazione che fa dire era come me. Non è che Marco fosse chissà che caratteristico, per diventare santo chissà cosa serve. È impressionante, è un cuore aperto che permette al mistero di entrare, e questo mistero che entra nella vita diventa una calamita, un'attrattiva, una presa su tutti, perché è quello che attendiamo tutti, una vita umana vera. E come sembra, quando penso a Marco e penso anche a tanti amici che continuo a incontrare, questa umanità che è un po' come la primavera in questi giorni, che vedi sti alberi secchi fino all'altro ieri che esplodono di erba, di foglie, di fiori. Ecco, il cristiano, il santo, è questo fiorire di una umanità stupenda.